Basaglia, sei tutti in libertà, sei tutta una battaglia, sei tutta una battaglia, i matti di Basaglia, sei tutti in libertà, bravi, bravi, sei tutta una battaglia, sei tutto un gran scandale, perché non ave più. E sì, a questo punto non si può fare a meno appunto di parlare di questo nostro esimio primario che abbiamo a Trieste, che ci ha onorato della sua presenza, con la sua apertura mentale, apertura manicomoniale. Hanno aperto il manicomio, sono tutti fuori, qua a Trieste la sera andare fuori è pericolosissimo, persino a lui, un giorno che camminava per strada si sente arrivare un tiro in schiena, se volta e dice: ma cosa, la sei matto lei? E quel sì. Per dire, capita anche a loro queste cose qua, immaginatevi poi agli altri. Ad esempio ce n'era uno un giorno, questo mi veniva da ridere perché si credeva di essere un chilo di pasta Barilla. Adesso come si fa? Dico io, un chilo di pasta Barilla, dove l'avrà tirata fuori sta qua? Ma fin tanto che si crede di essere un chilo di pasta Barilla, fa niente. Ma sto matto ogni giorno a mezzogiorno montava su in alto, in quarto piano, e cominciava: sono un chilo di pasta Barilla, è mezzogiorno, è ora di buttare la pasta. E se buttava, veramente. E regolarmente i pompieri sotto con sto telone là, aspettando tutti i giorni a mezzogiorno, boom. A un certo punto c'è uno di questi pompieri che dice a quelli: sentite, sto matto ne rompi le balle già più di una settimana. E sa cosa famo? Domani, quando lui va su, dice: mi sono un chilo di pasta, sa cosa? Se spostiamo un poco, tanto basta mezzo metro, sa? Batti per terra, gli consiglio bene finire di rompere le balle. Tenga ragione, sì, già farò. Ecco il giorno dopo, te la vedi la scena, sto matto su in alto, comincia: sono un chilo di pasta Barilla! E l'ora è mezzogiorno, è l'ora di buttare la pasta! Guarda sotto e vedi sti pompieri, clin, 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 clin. Sono un chilo di pasta Barilla! Con pasta Barilla è sempre domenica! È ora di buttare la pasta! E questi clin, 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 le belle ne sono più di un metro. Sono un chilo di pasta Barilla! Con pasta Barilla è sempre domenica! Oggi lunedì se mangia risi! Ciao! Per dire come che si lascia qua, veramente i tipi nostri non si va comunque. Lasciamo perdere. Anche perché il manicomio di Trieste è diventato un'attrattiva turistica adesso. Te li vedi che viene con gli autopullman da fuori. Scendiamo a vedere il manicomio di Basaglia, tutti là, te li vedi che capita. E se questo turista che si è venuto qua a Trieste, te capisci? Andiamo a vedere, va dentro a vedere e te vedi stimati, te capisci? Erano tutti messi in circolo, vicino a un tombino aperto, te li vedi al tempo di musica, no? Facevano 8, 8, 8, 8, 8, uno dice teoria musicale, si avvicina, dice: scusi, è una nuova teoria, lo ciappa, cioè lo sgnacca dentro, 9, 9, per dire, anche a sti punti qua sono arrivati questa gente qua, ma dopo la colpa diventa nostra, ragazzi, perché dopo ti mettono addosso a te il complesso di colpa, hai capito? L'hai detto, quante volte l'avete sentito dire anche voi? Diciamo la verità, manicomio si è scritto de fora, quante volte? Se 30 anni che lo sento dire. Ti viene a te il complesso, che non sia veramente colpa mia, loro i sani sono mimato. Poi la notte ti comincia a far sogni stranissimi. Te va del dottore il giorno dopo: dottore, la guardi, mi sono sai preoccupato. C'è cosa, raga? La guardi, tutte le notti sogno di essere un cane. Orpo, ma da quando? Da quando che io ero cucciolo, la guardi, proprio una roba per dire. Peggio ancora poi si rivela la pazzia che nel progresso tecnologico. L'altro giorno ho incontrato un amico in ascensore, era là. Dico: bello, che ci fai in ascensore oggi? Povero, non si era rotto le scale un'altra volta. Cosa succede? Queste robe qua stranissime, bisogna stare attenti a queste robe qua. Terza strofa. Rinnovato e il crescifora maniera. Si è diventata una roba incredibile sto piccolo nuovo rinnovato. Sa perché? Mi mette così, guarda, prima ancora di finire la strofetta, perché è veramente una roba. Prima ieri era il bugiardello, adesso è diventato il bugiardone, è cresciuto in maniera incredibile. Però in compenso si legge sopra, c'è scritto: il piccolo è un giornale molto venduto. Caspita, ragazzi. Anche il direttore nuovo, però, comunque questo a parte, così detto fra noi, entreneuse, così. Ma mi piace tutte queste nuove rubriche, queste nuove innovazioni che ha portato. Mi ricordo l'anno scorso, adesso hanno messo i volti della vita, e ti mostra sempre le bave voltate col culto. Hai visto che roba? I volti della vita. Effettivamente la vita è una roba stranissima. Ma l'anno scorso era più bella, era la bella del giorno.
La balla del giorno non te la faceva vedere perché la metteva in prima pagina, la nascondeva. E la bella del giorno erano le fotografie. Certi strapanici, che roba che ti conzava su. Le prime volte ancora le passava, ma le ultime volte, cioè, ma sì, le prime volte. Ma le ultime, ragazzi miei, erano certe robe. Ma poi quel che, se peggio è che le mamme, te le sentivi parlare a bar, te sa mia figlia, mesi fa, gli ha fatto la fotografia e l'ha messa sul piccolo, te sa la bella del giorno. Orpo, sono proprio contenta quell'altra. E fosse solo così, un produttore l'ha vista, cioè l'ha portata a Roma, Cinecittà. Ma va, te giuro, la se là a Roma, Cinecittà adesso, e sa 4 mesi. Che contenta che sono. Ma senti, dici, questo ambiente del cinema così, l'ha che ha fatto party? Non ho 2 a bordi, dici, ma non queste mamme, come che le... Peccato però che non si riesce mai a leggere queste lettere. Ecco, la rubrica che manca sul piccolo dovrebbero metterci queste famose lettere, le lettere al dottore, come c'è in Stop, novella 2000. Queste signore preoccupatissime, dottore. Sono tanto preoccupata. Mio marito è un maniaco sessuale. Pensi, fa l'amore con me nei momenti più impensati della giornata. Non so, io sto pulendo per terra, lui viene là così, fa l'amore con me. Sto pulendo il plafond sulla scala, lui si arrampica sulla scala e fa l'amore con me lassù. Sono pronta vestita con il cappotto per uscire, lui viene così tutta vestita col cappotto e fa l'amore con me. Dottore, mi creda, sono veramente disperata, mi aiuti lei. Post scriptum, la prego di scusare la scrittura un po' oscillante. Non è il caso, troppo buoni.